interesse Irlanda del Nord rispetto alla Brexit. Sono tutti preoccupati loro perché dicono la Scozia, anzi la Scozia e l'Irlanda del Nord che hanno votato per il Remain pongono delle questioni importantissime. Se infatti l'Irlanda del Nord dice noi il processo di pacificazione è collegato al fatto di essere nell'Unione Europea e quindi tutta una serie di ripristinare diciamo, una frontiera con l'Irlanda, di trovarsi angolo estremo di una Gran Bretagna che si rinchiude, il Galles ad esempio delle politiche che impegnano e anche in Scozia con politiche di sviluppo rurale, deve fare una pausa tra uno e l'altro, no come ieri salite su
1, 2, 3, prova. Ah, funziona. Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a nome della Camera di Commercio. Io sono Clara Maddalena, vicepresidente della Camera di Commercio, vi do il benvenuto, vi ringrazio di essere così numerosi. L'incontro che introduciamo adesso è nell'ambito del focus globalizzazione, Brexit e geopolitica. Per chi non ha partecipato ieri il primo incontro nell'ambito di questo focus ha riguardato studi, spunti e osservazioni più in ambito mondiale, dove ci sono stati esperti che ci hanno dato una prospettiva da diversi aspetti, conseguentemente alla loro specializzazione. C'è stato un importante intervento di un ambasciatore, di un architetto e di altri studiosi con prospettive diverse e con esperienze in parti del mondo diverse come l'Africa, l'Europa e il Sud America. Oggi rifletteremo maggiormente sull'Europa e come cittadini europei, almeno per me, mi sento particolarmente partecipe di questo problema e di approfondire quale può essere il nostro futuro sia come cittadini che come attori economici di questa realtà. Sappiamo che l'Europa vive un momento molto particolare per la Brexit e per come il Regno Unito vorrà affrontare più o meno velocemente questa trattativa molto complicata sia per loro che per il resto dell'Europa. E poi abbiamo un tema riguardante il ruolo della Germania nell'ambito di paese guida dell'Unione Europea e non meno importante anche il ruolo dei paesi dell'Est che, come ci è stato detto ieri, hanno anche abbastanza condizionato la politica estera dell'Unione Europea recentemente. Comunque penso che con questo parterre molto importante potremo avere degli spunti molto interessanti. Quindi presento i nostri relatori: Magnus Reiner, capo dipartimento del Dipartimento di Studi Internazionali del King's College di Londra, Ettore Recchi, professore di Sociologia al Sciences Po di Parigi, Emanuele Ferragina, professore sempre Sciences Po di Parigi, Franco Jacob, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, e Claudio Giua, Digital Strategy Advisor del gruppo Espresso. Lascio al direttore del Messaggero Veneto, Omar Monastier, il compito di dialogare con questi importanti ospiti e le cedo la parola. Grazie. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io sarò brevissimo, anche perché il mio ruolo è quello di coordinare la conversazione e di non annoiarvi con le mie considerazioni. Devo dire però una prima osservazione che vorrei fare fin dall'inizio. Visto il tipo di pubblico che c'è, che è molto eterogeneo, però mi spiace per chi ha qualche anno di più, ma insomma è fortemente caratterizzato dalla componente giovanile, io vorrei utilizzare alcune delle domande che mi hanno girato i ragazzi dello Stringer, delle
classi quarta e quinta che sono interessati per ragioni di studio ma anche per ragioni anagrafiche al tema della Brexit, quindi userò una parte del loro lavoro perché mi pare interessante sfruttarlo. Le domande che hanno fatto sono intelligenti e soprattutto hanno a che fare con la quotidianità, partono dal Brexit ma poi si interrogano su alcune questioni che sono più vicine a chi ha la loro età. Io vi proporrei questo schema, farei un primo giro di carattere generale, sempre con risposte un po' brevi, sul tema della Brexit, su una domanda che farò io. Poi sfrutterò alcune di queste osservazioni e naturalmente, visto anche come siamo disposti, poiché questo non è un simposio ma è una chiacchierata, se ci fossero domande o osservazioni dal pubblico voi alzate la mano, mi fate un cenno, io vi do volentieri la parola in modo che possiamo cogliere l'interesse di quanti sono qui con noi. C'è l'assessore qui, un posto qui davanti, l'assessore arriva in ritardo e quindi lo vediamo, lo notiamo tutti e viene pubblicamente redarguito. Comincerei dal professor Reiner perché per la ragione banale che lei sta lì, sta a Londra, e quindi vorremmo sapere da lei che cos'è questa Brexit vista dal suo punto di vista, e naturalmente le chiederei, e mi scuso per la banalità della domanda, come la stanno vivendo non tanto i politici inglesi ma il popolo, come la stanno vivendo gli inglesi, che sono come gli italiani non una cosa sola, sono tanti popoli che stanno insieme e hanno probabilmente anche dei punti di vista differenti rispetto a Brexit. Spero che la mia domanda le sia giunta, se no la ripeto. I didn't have that question in English, sorry. Hanno avuto la... Che canale? Ecco. Scusa. Devo... Meglio si ripete, grazie. Scusa. Ok. Sorry. No, la potevo fare anche in inglese, facevamo prima. Volevo chiederle se ci racconta un po' che cos'è questa Brexit vista dal suo punto di vista, cioè da parte di una persona che abita a Londra, che vive la dimensione da studioso ma anche da cittadino, e se ci può spiegare come le molte genti che compongono il popolo inglese vivono questo processo di uscita dall'Unione Europea, perché non in tutte le regioni del Regno Unito si ha la stessa percezione dell'utilità e delle conseguenze di questo processo. Prego. Well, let me start I'll take that off. Just as an individual, I'm not British. I'm Swedish, and I'm there by right of the civic rights, the mobility rights that the European Union gives me. So, I'm an academic. The British higher education system is probably among the most Europeanized in Europe. I'm head of department of a unit where probably 85% of the staff are non-British. There is obviously a great amount of uncertainty for us about what Brexit means. Theresa May has said that we are negotiating leverage. We have stories of people trying to regularize their employment rights by paying 1,500 British pounds to fill in 35 pages of forms and so on and so forth, and some of them finding themselves rejected because some aspect of the form was wrong, and they, even though they have the rights of being in the EU, they're being told that they should make arrangements to leave. So that is the reality for a lot of us who are non-British who are living there. Now, as a political economy analyst of the European political system, I would say that Brexit is a manifestation of a broader crisis in Europe. There is a perception that Europe has not delivered on a number of things that has
given rise to, there is a general decline of the center right and center left in Europe, which has been the political bedrock for a consensus around European integration. And this is disintegrating in different parts of Europe, and we find that broadly under the heading of populism. And Brexit is a particular manifestation of that. Another manifestation of crisis is that political cleavages become increasingly regionalized. So you move from functional contestation between different social groups to that they become regional. And you do indeed find that as in Britain as well, where of course the question of Scotland is being thematized by Brexit. Scotland had a referendum just a year or so ago, a couple of years just before the Brexit, the EU referendum, where they just narrowly decided to stay in the Union. And Scotland voted very, very highly for staying in the EU, and this is now being revisited. There is a huge regional cleavage between London, which is very pro-European, and the rest of the country. I mean, I would say, broadly speaking, the implicit alliance behind Brexit was a strange kind of coincidence of perceptions and interests of those who didn't think that the EU was market-friendly enough, and the so-called losers of globalization, which you find mainly in northern England. But I think that it is generally part of a kind of a broader manifestation of a crisis of the European Union, and broadly actually what we know as globalization. Ok, grazie. Vado subito di qua. Professore, a Parigi si ha la percezione che quello che è successo a Londra stia per capitare anche lì, visto che, poi parliamo anche di Brexit naturalmente, però partirei da questo, visto che in Francia stiamo vivendo un periodo di pre-elezioni e uno dei temi forti è il Remain, anche in Francia. Prego. Sicuramente la situazione francese presenta degli importanti punti di contatto con quella che il professor Reiner descriveva nel Regno Unito, ma anche alcune importanti differenze. Due cose vorrei mettere in luce da un punto di vista piuttosto sociologico, che già il professor Reiner accennava. Bisogna smetterla di guardare con afflato moralistico a determinate scelte che soprattutto i cittadini più deboli in un paese come il Regno Unito o in un paese come la Francia hanno cominciato a fare in massa, scelte soprattutto dal punto di vista del voto. Una delle cose che mi ha sempre colpito moltissimo di Parigi, che racconto qui come un aneddoto ma secondo me rende questo punto abbastanza chiaro, è l'attraversare. Parigi ha intorno alla città il cerchio, la città viene sottesa dal boulevard périphérique, che è questa grande strada, un po' come racordano l'area romana, ma molto più stretto, quasi come un cappio alla città. Quindi 2 milioni di parigini vivono all'interno di questo boulevard périphérique, e poi basta attraversare una strada e la città cambia radicalmente. Quindi io a piedi da casa mia posso tranquillamente superare questo boulevard périphérique e ritrovarmi in un'altra dimensione. E vi faccio l'esempio perché abito molto vicino a una zona che si chiama Aubervilliers. Non so se avete sentito parlare di questa zona nelle news, ma è una zona dove hanno preso uno dei terroristi dopo gli attacchi del novembre scorso. È una di quelle zone molto vicina dove c'è stato questo recente fatto del ragazzo di colore pestato dai poliziotti. Insomma, è una zona dove, però poi se andiamo a vedere i demographics, se andiamo a vedere i dati crudi di questa zona, è una zona dove c'è il 40% di povertà relativa. Quindi sostanzialmente si attraversa una città ricchissima come Parigi, si attraversa una strada e immediatamente si trova questa zona dominata da fortissime correnti migratorie, perché ovviamente le persone tendono a installarsi lì perché le case costano meno, e allo stesso tempo con la presenza di una
vecchia o di quello che resta della vecchia classe operaia, chiamiamola come vogliamo, chiamiamola con altri termini, o di persone che guadagnano poco, giusto per entrare in terminologia più neutrale, che comunque vivono questa doppia situazione, da un lato di distanza dal centro di Parigi, che non è una distanza fisica ma è una distanza culturale, una distanza economica enorme, e dall'altro vedono questi spazi presi ovviamente da persone che considerano dei corpi estranei. E quindi sulla base di questo incontro l'affondamento dei partiti tradizionali sta cominciando a generare una situazione nella quale il messaggio comunitarista o il messaggio di un'idea di solidarietà sembra molto più credibile da parte di Marine Le Pen, nonostante le sue pulsioni xenofobe, ma non solo per ragioni culturali come molti vogliono farci credere, ma anche e soprattutto per delle ragioni economiche forti. E se andate a guardare il programma del Front National, su questo chiudo, da uomo di sinistra, molti di voi qui insomma mi conoscono, se io leggo il programma dei vari partiti vi devo dire che dal punto di vista delle politiche sociali, ovviamente solo per i francesi e con un forte afflato xenofobo, il Front National parla alla pancia del popolo con un linguaggio da destra sociale che è molto più convincente di quello che per esempio hanno fatto i socialisti nell'ultimo quinquennato di Hollande. Quindi, e su questo chiudo, se vogliamo veramente mettere a nudo quello che sta succedendo con la Brexit, quello che succede con Trump, quello che sta succedendo in Francia, ma quello che sta succedendo anche nella pancia del nostro paese per certi aspetti, dobbiamo sgombrare il campo dallo sguardo moralistico di chi sta bene, ha una buona posizione, un buon lavoro e giudica questa gente come degli xenofobi contro la globalizzazione. Il problema è molto più complesso e se non lo mettiamo in prospettiva non capiamo le ragioni per le quali il Front National a ogni elezione continua a crescere e cresce soprattutto fra quei giovani che hanno meno opportunità. Bravo, ha detto la parola giovani. Facciamo un attimo la differenza fra quello che sta capitando in Francia e quello che è capitato in Inghilterra e anche negli Stati Uniti. L'elettorato, pur manifestando lo stesso tipo di indicazione, non ha la stessa composizione. Cioè chi vota, gli arrabbiati per così dire, sono la stessa classe sociale a Londra come a Parigi o appartengono a diverse età, a diverse fasce d'età? Cioè chi ha votato Brexit voterebbe, se fosse francese, la Le Pen o sono due elettorati diversi? Allora, bisogna qua distinguere due cose che, per essere chiaro. Allora, sicuramente dal punto di vista socio-economico l'elettorato è abbastanza simile. E c'è la componente più forte che vediamo è il contrasto città, tra virgolette, campagne o zone periurbane. Le zone che hanno votato in massa per il Brexit sono quelle zone, per esempio, non so se siete mai stati in Inghilterra, ma zone tipo Oldham, zone che sono subito fuori da Manchester, che non riescono a vivere un po' di quello che sta succedendo, del rifiorire di Manchester, ma che comunque sono dei grossi centri dove c'era molta industria. Greensby, c'è l'esempio di Greensby che è da dove è iniziata la lunga marcia dell'UKIP, insomma sono delle zone staccate da quell'economia lì. In Francia viviamo un fenomeno anche abbastanza simile, l'elettorato per Marine Le Pen è più forte al di fuori delle grandi città, quindi quando guardi, ed è un elettorato più precario da una parte, ma anche un elettorato di persone che non stanno male economicamente, ma che sentono di perdere alcuni tipi di sicurezze che prima avevano. Dall'altro lato la grandissima differenza che c'è tra la Francia e gli Stati Uniti, per esempio, è quella della componente di età. Dove in Francia le persone che soffrono di più la precarietà e che hanno dei problemi più forti nel mondo economico sono soprattutto i giovani, e se voi prendete la Francia e guardate i tassi di disoccupazione e i tassi di precarietà e dividete la fascia più giovane della popolazione dall'altra, vi rendete conto che la Francia sono due paesi, un paese del nord Europa per la gente come me con un impiego stabile e un paese mediterraneo come la Grecia o come l'Italia per i giovani. Nel Regno Unito e negli Stati Uniti le persone più risentite, le persone che stanno peggio, sono spesso hanno un'età superiore, però bisogna fare attenzione perché anche nel Regno Unito molte persone ad impiego precario hanno votato per il Brexit. E secondo me la situazione, tra virgolette, più preoccupante in Francia che nel Regno Unito, non perché ci abiti, ma perché l'elettorato e la crescita del Front National viene dalla base giovanile, e questo significa che nel lungo periodo, se i partiti del mainstream o se i partiti di centrodestra e di centrosinistra, come diceva prima Rainer, non cambiano radicalmente la loro strategia,
il trend del voto verso il Front National non è una cosa passeggera, è un trend continuo che dipende da queste condizioni economiche, quindi bisogna fare veramente, veramente attenzione. Faccio un piccolo inciso: il più grande partito in questo momento al governo in Italia, cioè il PD, si sta chiudendo all'interno di un dibattito sulla propria struttura, e la parola giovani, cioè il problema dell'elettorato che soffre di più, sembra essere scomparso dall'agenda di questi giorni. Si è parlato molto di correnti e di scontro fra vecchi e vecchi, ma il tema dei giovani non c'è per nulla. Professor Recchi, riprenda, come dire, il filo della conversazione dal punto che preferisce, però qui parliamo di Brexit. La domanda è: ma l'Europa che c'entra in queste che sembrano in fondo dinamiche, potrebbero sembrare in fondo dinamiche interne a nazioni, a stati? Ora che c'è stato il Brexit ci rendiamo conto, forse più di prima, che quell'isola lassù che ha tanti nomi, anche questo forse non è un caso, Regno Unito, Gran Bretagna, Inghilterra, com'è che un posto del genere ha così tanti nomi? Questa è un po' un'anomalia, ma è un'anomalia che ha senso e che riflette la frammentazione e le tante sfaccettature identitarie di quell'isola, e che quindi aiuta anche a comprendere perché si è arrivati al Brexit. Ci rendiamo conto appunto che il Regno Unito è un posto un po' eccezionale in tanti sensi. È un'isola che non è mai stata invasa da un popolo straniero, quindi che ha sempre vissuto un po' più in se stesso. I romani fino al Vallo di Adriano, Poi i francesi, la dinastia reale è originaria. Ha un sistema giuridico che non esiste sul continente, non ha una Costituzione scritta, ha una forma di capitalismo che ha una varietà molto sui generis, quello che gli studiosi di political economy hanno chiamato una liberal market economy, cioè un'economia libera di mercato, il neoliberismo allo Stato quasi puro. Ha un capo dello Stato che è ancora formalmente capo dello Stato in tutti i continenti del mondo, certo solo formalmente, ma la regina è riconosciuta È capo della Chiesa. nell'Europa. Questo ha implicazioni ancora su un altro aspetto. Gli inglesi vivono il mondo esterno proiettati non tanto sull'Europa, ma sull'ex-Commonwealth. Alcuni anni fa io ho fatto una ricerca europea in cui una delle domande che venivano chieste ai campioni rappresentativi di popolazione è: quanto siete familiari, quanto vi sono familiari certi paesi del mondo? Il 26% dei britannici dicono che gli Stati Uniti è un paese per loro molto familiare, una cosa che esprime soltanto il 9% degli italiani e degli spagnoli, cioè gli inglesi sono proiettati su un esterno che non è l'Europa. Questo è molto importante e non è un caso che tutte le indagini, tutti gli Eurobarometri avessero sempre detto che gli inglesi non si sentivano europei. Cosa resta in comune con l'Europa? Che cosa avevano in comune gli inglesi con l'Europa? La lingua e la libera circolazione. La lingua è una cosa, entrambe le cose sono un po' paradossali. La lingua ce la teniamo perché l'inglese resta e resterà la lingua europea, perché è l'unica lingua con cui gli europei possono comunicare tra loro, anche se non è la loro madrelingua, è la koiné dell'Europa. E la cosa paradossale è che adesso in madrelingua, con l'uscita della Gran Bretagna, i madrelingua inglesi in Europa sono all'incirca l'1% della popolazione dell'Unione Europea. Ci sono più madrelingua finlandesi che madrelingua inglesi. Viva i giovani irlandesi che troveranno facilmente lavoro come traduttori a Bruxelles. La libera circolazione, e qui viene un po' il punto su cui volevo insistere un po' di più. La libera circolazione è il marchio di fabbrica dell'Europa, è la politica che tutti gli europei riconoscono essere come la politica fatta dall'Unione Europea, fatta dall'integrazione europea, il diritto di viaggiare senza passaporto, poter risiedere, poter studiare, poter lavorare, essere trattati come cittadini nazionali se si decide un giorno di espatriare, come ha fatto io, come ha fatto Emanuele, come ha fatto è un diritto importante, rivoluzionario, e la cosa paradossale è che un quarto degli europei che hanno deciso di usare questo diritto, quindi di spostarsi all'interno dell'Europa, vivono in Gran Bretagna. Il Regno Unito è il paese che ha assorbito il numero maggiore di europei mobili.
Dal 2003 ad oggi il numero di europei non britannici che vivono in Gran Bretagna è aumentato del 300%, soprattutto dopo gli allargamenti del 2004 e del 2007. E lì c'è stato un errore nel 2004 e nel 2007 che ha provocato anche questo incremento così massiccio di cittadini europei in Gran Bretagna. L'errore è stato un errore di coordinamento dell'Europa. Sono stati, allora venne deciso in un Consiglio europeo di poter che ciascun Stato membro avrebbe potuto adottare delle misure transitorie per graduare nel tempo l'accesso al diritto al lavoro dei nuovi cittadini comunitari dagli ex paesi socialisti dell'Est. Blair, che qualche errore l'ha fatto, questo forse non è stato il più grave, ma gli fece un errore, insieme al primo ministro irlandese e il primo ministro svedese disse no, noi non applichiamo misure transitorie, possono venire da noi e lavorare da noi fin da subito. Questo convogliò l'emigrazione dagli ex paesi comunisti dell'est verso le isole britanniche e si ebbe un'impennata degli arrivi dalla Polonia, dalla Lituania, soprattutto dalla Polonia e dai paesi baltici. Le migrazioni, si sa, sono un fenomeno a catena, per cui una volta che arriva il primo migrante arrivano i familiari, arrivano i cugini, arrivano i vicini. L'immigrazione è cresciuta su se stessa nel Regno Unito e si è saldata con questo sentimento di diffidenza verso l'Europa che già c'era, e la xenofobia inglese si è colorata o si è mescolata all'euroscetticismo. Ecco, lì si è avuto questo matrimonio perverso fra euroscetticismo e xenofobia, che è l'ingrediente principale del cocktail Brexit. Il giorno dopo l'elezione del Brexit è stato fatto un sondaggio su 12.000 elettori e gli è stato chiesto in maniera libera, cioè senza dare nessuna pista di risposta, perché avessero votato Brexit. E 1 su 3 ha menzionato: non vogliamo più immigrati, vogliamo riavere il controllo delle frontiere. E non avevano in mente i pakistani o i bengalesi o gli indiani, avevano in mente i polacchi e al limite gli italiani. Gli italiani sono la seconda comunità di europei che vivono in Gran Bretagna, i primi sono i polacchi, ci sono 600.000 italiani che vivono in Gran Bretagna. Londra è paradossalmente la capitale dell'Europa mobile. A Londra ci sono il 40% degli abitanti delle Inner Londra sono non nazionali e la maggior parte sono europei. Mi è capitato di andare 2 giorni a Londra e di non incontrare un inglese. I taxisti non sono inglesi, negli hotel, alla reception ci sono polacchi, spagnoli, i camerieri sono tutti italiani, nei ristoranti idem. Sono andato a delle riunioni accademiche, come diceva il professor Rainer. E neanche lì, nemmeno lì. Non c'erano inglesi. Londra è veramente una città cosmopolita, una città è la capitale dell'Europa che si muove, che vive come un paese, una grande federazione in divenire, potenzialmente, forse in un futuro anteriore, e che adesso invece viene smantellata per il colpo dal Brexit. Professore, lei ha notizie, informazioni o sensazioni rispetto al fatto se l'immigrazione di matrice islamica e nordafricana che si è accelerata, accentuata negli ultimi 2 o 3 anni è stata un componente determinante di accelerazione rispetto a questa prima ondata alla quale faceva riferimento, cioè i polacchi, gli italiani, gli altri europei? Questa è la grande differenza col continente. Nei mesi precedenti e successivi al referendum di giugno si sono moltiplicati quelli che gli inglesi chiamano i hate crimes, cioè i crimini di l'odio razziale, diciamolo così. Ma le scritte sui muri erano Poles go home, polacchi andate a casa, o le risse nascevano con gli spagnoli nei pub. Un po' perché l'immigrazione dalle ex colonie è stata digerita nel tempo, non che non ci siano stati, che non ci siano ancora, ma il tempo di arrivo conta, gli ultimi arrivati sono gli europei e gli inglesi, come dire,
vedono la concorrenza di questa nuova immigrazione, con un'immigrazione anche molto competitiva, perché i giovani ben qualificati che lasciano paesi come il nostro in cerca di opportunità di lavoro, una migrazione grintosa che mette in crisi i lavoratori inglesi e quindi li sposta verso... Grazie. Cambio leggermente argomento per toccare con Giua un tema che ha a che fare anche con il mio mestiere, che è quello, diciamo, della comunicazione. Uno degli aspetti rilevanti di Brexit è che gli operatori dell'informazione, in genere chi si occupava di comunicazione anche digitale, anche dell'ascolto dei social, è stato colto abbastanza in contropiede rispetto al risultato, cioè questa trasformazione dell'opinione pubblica della Gran Bretagna non era stata raccolta dalle testate giornalistiche, dalle televisioni e dai social, se non in maniera marginale, tant'è che sulle previsioni del referendum molti si erano sbilanciati sostenendo che Brexit non sarebbe passato probabilmente, o che ci sarebbe stato, come dire, un voto abbastanza vicino al 50 ma comunque sotto al 50. Quindi la domanda è, anche per portarla un po' in casa nostra, neanche noi siamo più in grado di intercettare questa evoluzione della società, non riusciamo più a capire che cosa pensa il nostro lettorato in questo caso, non elettorato. Dunque, io credo che si debba fare una distinzione tra i media che conosciamo, cioè soprattutto carta, i giornali, quindi le televisioni, anche il web nella sua forma più tradizionale di informazione attraverso i siti, no? Come i siti dei giornali. Appunto in Italia c'è un fenomeno che altrove non c'è così forte, della preeminenza dei siti dei giornali per quanto riguarda l'informazione sul web, e i social e tutto quello che avviene in un mondo che mette invece tra di loro in collegamento le persone. Sono due realtà che ovviamente si incrociano costantemente, sempre di più. Noi stessi come operatori dell'informazione, il Messaggero Veneto sta sulla rete, ma sta anche molto sui social oggi ovviamente, ma in quel mondo le interazioni sono interazioni tra persone, direttamente tra persone. E io credo, e queste sono anche analisi che l'hanno dimostrato, non tanto nel caso della Brexit, o perlomeno io non ne sono a conoscenza, ma sicuramente per quanto riguarda le elezioni americane, quindi la vittoria di Trump, che anche quella non era stata ovviamente prevista dai media, come sapete, ma ci sono studi che dimostrano che se fosse stata fatta una operazione di studio, di analisi sul territorio, soprattutto in alcune aree degli Stati Uniti, in particolare si è parlato del Michigan e si è parlato della Pennsylvania come due aree dove, se fosse stato fatta un'analisi seria di quelle che erano le interazioni sui social, qualcosa sarebbe emerso, o molto sarebbe emerso, probabilmente si sarebbe capito qual era il sentimento, no, dell'elettorato americano. Io non so se questo sia avvenuto in Gran Bretagna per la Brexit, ma certamente quel mondo è un mondo dove oggi si esprime in maniera più chiara e più netta e più evidente quella che è il modo di pensare che sta prevalendo nell'opinione pubblica. Quindi bisogna stare molto attenti. I media hanno da questo punto di vista totalmente fallito nel caso della Brexit, hanno totalmente fallito nel caso delle elezioni americane, hanno in parte anche fallito per quanto riguarda il referendum italiano costituzionale. Non abbiamo capito mai, che cosa stava succedendo. Perché questo? Perché continuiamo a ritenere come operatori dell'informazione che si possa capire qualcosa di quello che l'opinione pubblica sta andando a maturare seguendo quelli che sono i vertici, seguendo, come dicevi in parte tu prima, seguendo i partiti, seguendo le attività delle grandi organizzazioni, seguendo, oggi si segue molto meno, il sindacato piuttosto che anche gli eventi per esempio pubblici o gli eventi televisivi, che non sono quello che la gente oggi continua a scambiarsi attraverso i social. I social sono un grande elemento
oggi di cambiamento dell'opinione pubblica, no? Lo raccontano tutti i giorni, ogni giorno ormai quello che vediamo, sentiamo accadere, no? La possibilità attraverso soprattutto i social di far passare, ne avete sentito parlare tutti, quindi non devo spiegare cosa sono le fake news, sono uno degli strumenti che negli Stati Uniti, adesso ieri se ne è parlato molto per la Francia, se ne parla molto per la Germania, io credo che sarà uno dei nostri problemi più seri nell'imminenza della campagna elettorale d'autunno o del prossimo anno. Quello è un fatto che trova nel terreno dei social il suo migliore terreno di cultura. Quindi da questo punto di vista gli strumenti che abbiamo oggi a disposizione come operatori dell'informazione per analizzare questi fenomeni sono molto scarsi o comunque non li abbiamo sapute sviluppare. In ambienti accademici questo avviene. Io recentemente, chiacchierando con un docente dell'Università di Pisa che si occupa di questi fenomeni, mi spiegava che in alcuni casi hanno fatto dei test su alcune situazioni di voto in giro per l'Italia, analizzando i social e riuscendo a azzeccare alcune previsioni, diciamo, chiamiamole così, molto più di quanto non avessero fatto chi si occupa di sondaggi demoscopici. Per cui in qualche modo io credo che la realtà di cui stiamo occupando è una realtà completamente diversa da quella di qualche anno fa. D'altra parte i politici hanno totalmente fallito nello stabilire dei punti di cambiamento che loro pensavano di poter utilizzare al proprio vantaggio, invece sono dimostrati esattamente la cosa che li ha diciamo, fatti fuori dal gioco, no? Perché la Brexit è una cosa che non era scritta scolpita nel marmo, per cui doveva essere fatto quel referendum in quel modo, in quel momento. L'ha fatto Cameron per ragioni, diciamo, di politica interna e ha fallito. Possiamo dire oggi che Renzi, imponendo con un certo tipo di percorso il referendum italiano nello stesso modo, ha fallito, perché se non sarebbe ancora al suo posto. Il caso francese è un po' diverso, si va verso le elezioni che sono previste da tempo e quello secondo me sarà un test molto più probante di questi due precedenti. Grazie. Ho tenuto per ultimo il Presidente del Consiglio regionale per una ragione, nobile in realtà, che è questa. Perché così la sintesi politica di tutti. È che, per fare una domanda anche qui molto semplice, le istituzioni europee, in qualche modo, con il loro agire, con le loro politiche, le istituzioni in generale hanno contribuito involontariamente, si intende, a Brexit in fondo, cioè l'istituzione europea è stata vissuta come lontana, distante e un po' fredda rispetto alle necessità dei cittadini. Ovviamente questo in scala può valere anche per gli stati nazionali, per le regioni, anche per una regione autonoma come la nostra. Quindi la prima domanda è: anche le istituzioni hanno allontanato il popolo da se stesse, quindi dall'idea dell'Europa comune, e poi è possibile fare qualcosa, e se sì, che cosa, per riagguantare in qualche modo il sentimento di affetto dell'opinione pubblica verso le istituzioni? Possiamo rispondere sicuramente sì, nel senso che le istituzioni europee, intese come le istituzioni di riferimento, Consiglio europeo, Commissione europea, metto il Parlamento in una seconda condizione di valutazione. Io faccio parte a livello europeo del Comitato delle Regioni, che sarebbe l'istituzione che rappresenta il sistema dei poteri locali, quindi le autonomie locali e quant'altro, ma dico soprattutto Consiglio europeo e Commissione sicuramente sì, nel senso che abbiamo vissuto un periodo che si è caratterizzato fortemente per una gestione delle politiche europee legate al tema della finanza e della gestione di un'Europa e di un allargamento poi europeo che ha prodotto una serie di difficoltà, insomma, di assimilazione da un punto di vista più direi dello sviluppo della burocrazia, il sistema dei controlli, il sistema
delle regole, piuttosto che invece l'Europa che doveva essere l'Europa delle opportunità, l'Europa appunto dei diritti, dell'affermazione dell'uguaglianza. Gli obiettivi dell'Agenda 2020, quindi dell'agenda di riferimento europea, erano, che non esistono praticamente più, sostanzialmente nella politica europea, erano la massima occupazione, erano lo sviluppo equilibrato della dimensione europea, erano le politiche a favore dei giovani. Ovviamente si è precostituita invece una situazione per la quale da una politica europea siamo passati ad una politica, se vogliamo, di riaccentramento negli stati che in qualche modo compongono l'Unione Europea, ma che sviluppano politiche piuttosto nazionali utilizzando la dimensione europea. Per cui la percezione del cittadino europeo, e cioè che i diritti fondamentali suoi fossero tutelati dall'Unione Europea, sono passati secondo me in un'altra dimensione. Ieri il professor Subirats, credo con un'analisi molto approfondita e puntuale, ci spiegava come i vari populismi sostanzialmente sono il segno del fatto che i cittadini dell'Unione Europea si sentono oggi più tutelati nella difesa dei diritti e delle loro opportunità che pensano di perdere dalle politiche nazionali, in una sorta di chiusura negli interessi propri che uno Stato difende, piuttosto che da una politica europea che sentono lontana, tecnocratica, piuttosto diciamo così, orientata su quelle che sono opportunità diverse. Il libero mercato inteso piuttosto come la libertà dell'economia di fare risultato, o l'imposizione di regole che vengono ancora di più a complicare situazioni particolari, tant'è che il voto della Brexit è essenzialmente, come veniva spiegato, un voto di classi sociali in difficoltà, di soggetti che ritengono, che vedono il loro futuro compromesso, di giovani che magari non vedono una prospettiva e ritengono che la chiusura nella dimensione statale nazionale sia in qualche modo forse un modo per difendere e per difendersi rispetto a questa prospettiva. E questo credo il dato. L'Unione Europea, intesa come istituzioni europee, ovviamente stanno svolgendo una profonda riflessione in questo momento. Facevo vedere prima direttore il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, sollecita adesso tutte le istituzioni, soprattutto le istituzioni regionali, le autonomie locali, ad una ripresa di iniziativa forte verso le proprie comunità, una sollecitazione a riportare il dibattito sull'Europa, sui diritti fondamentali, sui vantaggi dell'Europa, su quello che l'Europa ha garantito e che non possiamo ovviamente oggi disconoscere, 70 anni di pace, diritti sociali, civili, ovviamente la mobilità, la possibilità di essere cittadini europei, qualcosa che oggi viene considerato, forse non viene nemmeno apprezzato nella sua reale opportunità. Ecco, tutto questo riportarlo nel dibattito di ogni giorno, riportarlo nel dibattito con le comunità e con i territori. È evidente che questo in qualche modo segna quello che è un campanello d'allarme importante. Se l'Europa non viene percepita nuovamente come un bene e una opportunità propria, singola, e una risposta anche alle attese per il futuro, diventa difficile immaginare che l'Europa abbia se stessa un futuro. Brexit è sostanzialmente anche questo, l'utilizzo per fini politici interni di una opportunità, perché poi Cameron si è giocato la Brexit su una sua idea di visione politica interna, quello che spesso stanno comunque facendo i leader nazionali. I leader nazionali in questo momento stanno giocando alcune partite per le proprie opportunità del proprio paese, della propria attività politica, scaricando poi sull'Europa responsabilità che magari l'Europa non ha e costruendosi opportunità che invece gli vengono date all'Unione Europea. In questo senso ribaltare e riportare appunto un confronto con le comunità stesse e rilanciare una dimensione più autentica, più vera. C'è il Trattato di Roma, fra qualche giorno dovrebbero uscire dei messaggi importanti, c'è da chiedersi se siamo in ritardo, ecco, io mi auguro di no. Penso di sì. Potevamo pensarci prima a ricostruire un sentimento di fiducia. Segnalo alla vigilia dell'anniversario dei trattati che gli italiani sono sempre stati fra i più europeisti convinti, anche secondo me per sfuggire
alle debolezze dello Stato nazionale. In questo periodo escono dei sondaggi, degli studi sull'andamento del sentiment degli italiani ed è esattamente il contrario, come non era mai stato nella storia passata. Il professor Reiner voleva dire qualche cosa, se no io devo farle alcune domande. Però forse la vedevo alzare il dito, forse voleva dire qualche cosa. I did want to add something, and I think obviously communication is part of an issue. I mean, I think migration sort of cuts as the immediate cost to a lot of things we are talking about. But I also think in terms of what Europe can actually give, I think we have a fundamental real economic problem. And it is well known in European integration theory that in order to achieve loyalty for the supranational project, you need to have real material benefits. I have a very, very simple statistic, which I think puts at a nutshell a fundamental problem. When the single market was created, you had something called the Cecchini report that articulated what the benefits of the single market would be, predicting a cumulative wealth effect within 5 to 6 years, so from 1992, of between 4.5% and 7% additional GDP. EU15 growth, average annual, so EU15, Western Europe essentially, was in the period of the 70s, during the so-called Eurosclerosis crisis, 2.1%. 1986 to 1992, just before the single market, it was 2.5%. Guess what it was the decade after? 2.4%. And not to mention the last decade, which we know what we've been living through, 0.8%. So if the single market cannot deliver on economic growth, which as we know is the backbone for the welfare systems that we have in terms of income maintenance, security, and so on and so forth, then we have a real problem. So communication, yes. Migration, yes. But let's not kid ourselves that this is just about uninformed people that we need to communicate. There is a real problem in Europe. So we need to find some way of actually generating the things that the single market promised. Grazie. La prima domanda degli studenti, alcuni dei quali sono presenti in sala, è legata alle cose che lei ha detto. Sorry. Dicevo che una delle domande che i ragazzi hanno preparato per lei ha molto a che fare con quello che lei ha appena detto. Gli studenti chiedono: ma lei pensa che Brexit si tradurrà nel giro del prossimo decennio per il Regno Unito in un elemento positivo o negativo rispetto allo sviluppo del Regno Unito e alle sue possibilità economiche e sociali? E poi io non so se lei ha votato al referendum su Brexit. Lei ha votato? Okay, well, I just told that I was not entitled to vote. I was a foreigner. But Non so se ha la cittadinanza inglese, per quello chiedevo. Magari poteva aver votato in quanto cittadino. But I'm grateful for the question. And if I had been able to vote, I would have voted for remaining. And this allows me to immediately qualify what I just said, because I was also going to say that I think disintegration and the national solutions to our problem is a false promise. And I think that the situation will be worse for the British. Right now, Britain is enjoying a higher economic growth. All these disasters that were predicted immediately have not happened. That can very, very easily be explained as an effect of massive devaluation. The big issue for Britain is, as the financial center of Europe, is to actually have access to the Eurozone as the main financial center. And the cornerstone of the single market is mutual recognition. And when Britain leaves, it means that its recognition will not be mutually recognized by the other member state, and financial institutions will lose the so-called European passport. And the long-term implications of that for a country that is so
dependent on the city and financial growth, I think is going to be profound. More generally, I would say that there is one very, very real reason why the European Monetary Union was created. And that has to be seen against the backdrop of the collapse of the so-called Bretton Woods system in 1971, which used to be the way in the post-war period that monetary affairs were regulated. And it was America that led that and then left it. And the then treasurer for the United States says, the dollar is our currency and your problem. And ever since then, America first did not start with Donald Trump. I don't think you remember Ronald Reagan and the Volcker shock, where all of a sudden there was a massive tightening of the American money supply and a massive expansion of fiscal policy in Britain led to higher interest rates and a higher dollar that precipitated the third world debt crisis in the 1980s. Every major episode of European monetary integration has been the direct effect of turbulence generated by the dollar zone in the world economy. So the euro plays an extremely important role in terms of protecting Europe from monetary turbulence. Of course, it comes with the conditionality of following mainly the interests of Germany, and that has, to say the least, problems. But nevertheless, there is a real reason why we have monetary integration and other kinds of integration. And going down the national route is just going to make these problems worse. Ok, domande dal pubblico prima di sentire. Volevi dire qualcosa? Volevo aggiungere alle cose che ha detto il professore. Vediamo se qualcuno intanto si fa vivo. Sì. Una piccola testimonianza, diciamo, della mia attività. Io ho lavorato negli ultimi anni molto a livello a Bruxelles per le associazioni europee degli editori, sono varie associazioni, e c'è stato da sempre, da quando, negli ultimi 10 anni, diciamo così, ma anche precedentemente, una sorta di polarizzazione. Da una parte l'Europa che era organizzata su, diciamo, forte input dei tedeschi, dall'altra la Gran Bretagna per conto proprio. A livello europeo, cioè a livello di Bruxelles, si dividevano proprio le stanze, i posti di potere e quant'altro. E questo ha consentito a questi due paesi di avere i maggiori effetti benefici di una serie di politiche attraverso politiche di lobbying svolte a livello europeo. Con l'uscita della Gran Bretagna e con la Brexit, gli editori inglesi che ho sentito, con cui ho parlato, sono spaventatissimi, perché perdono tutta una serie di vantaggi che avevano avuto e non li avranno più. Ancora non si vedono queste conseguenze, ma si vedranno. È vero che anche i grandi giornali inglesi guardano agli Stati Uniti, non so, il Guardian ha aperto in Australia e ha aperto negli Stati Uniti. Ci sta rimettendo un sacco di soldi. Ma ci sta rimettendo un sacco di soldi. Da ieri hanno, in fondo a ogni pezzo, mettono una cosa per dire: se vi è piaciuto questo pezzo che avete letto, fate una donazione. Lo raccomando anche agli editori italiani come sistema per cominciare. No, questo, Guardian, stiamo parlando probabilmente del principale, no, non so se have you seen it? E quindi i tedeschi continuano a essere adesso i dominatori dell'Europa, come lo erano già prima rispetto all'Europa continentale, ma comunque con questo contraltare diciamo britannico. Non c'è più questo. Quindi l'Europa nella sua interezza, quindi intesa anche con la Gran Bretagna, cambia molto. Però scusami, c'è da dire che può essere che gli altri che sono rimasti nell'Unione Europea ci guadagnino dall'uscita di un paese che stava dentro l'Unione Europea per i benefici, ma non dentro la moneta. Come dice Razzi, non credo. Nel senso che può essere... Questa non la può capire il nostro ospite, però ci scusiamo, ma è una battuta che possono capire solo gli italiani. Questo non credo. Questo non credo. Poi gliela spieghiamo. Ma per la semplice ragione che
I vantaggi che abbiamo visto è portiamo in Italia la sede come si chiama, della cosa economica che c'è a Londra e di queste piccole cose qua, ma dall'uscita di un paese di quelle dimensioni non possiamo, con il quale abbiamo dei rapporti strettissimi, 600.000 italiani che stanno là, ma anche è la capitale finanziaria dell'Europa. Adesso i tedeschi tenteranno di portare a Francoforte una parte di queste cose, ma insomma non credo che avremo vantaggi di nessun genere. Va bene, grazie. C'è una domanda lì. Sì, io mi aggancio un po' alla domanda che è stata fatta molto intelligentemente dai ragazzi dello Stringer, ovvero cercare di capire non solo le ragioni del perché c'è stata una Brexit, ma cercare di capire anche le ragioni, o meglio capire le strategie che sono necessarie per far fronte alla situazione. In modo particolare bisognerebbe fare un'analisi sull'aspetto economico che è stato sottolineato, ovvero il fatto che oggi l'Europa non cresce o cresce poco, e fare una riflessione sul fatto che oggi, così come è strutturata l'Unione Europea, di fatto politicamente riesce o potrebbe riuscire a dar garanzia di crescita in fase di crescita. Oggi che le turbolenze mondiali ci pongono di fronte a una serie di problematiche, l'Unione Europea necessariamente deve cambiare la propria struttura. Come la ragione principale dal mio punto di vista, e vorrei cercare di capire anche dagli interlocutori se questo è vero, la vera ragione è indico un organismo europeo per cercare di semplificare, è la Commissione, sono gli Stati dell'Unione Europea che di fatto sono la ragione per cui non si riesce ad avere una federazione, ma rimaniamo all'interno di una confederazione che non consente di fare delle vere politiche di sviluppo, come ad esempio sono state fatte negli Stati Uniti, e nel giro di 2 anni loro sono usciti dalla crisi. Va bene, vedevo Ferragine qua che diceva no, per cui glielo facciamo dire subito a botta calda, se no poi ce lo dimentichiamo. Per me c'è un problema che bisogna mettere insieme la politica, ma anche quello che succede all'interno della società. L'Europa ha un problema fondamentale, cioè non siamo un popolo, no? Per quale ragione un abitante di una regione tedesca, non lo so, di Stoccarda, dovrebbe provare un sentimento di solidarietà verso il cittadino greco di Tessalonica? La metto in maniera semplice. Oggi abbiamo una disarticolazione di 2 livelli, cioè abbiamo fatto una fusione a freddo con una moneta comune, sostanzialmente abbiamo tolto ai paesi la possibilità di giocare con la loro politica monetaria per fare dei riaggiustamenti, abbiamo fatto una mobilità europea che comunque è troppo ridotta all'interno di un'area monetaria che non è perfetta, e non abbiamo fatto niente per mettere insieme questi popoli e creare un sentimento di solidarietà. Guardate, io nella vita di mestiere faccio il sociologo, ma mi interesso molto anche alla scienza politica, quello che fanno i decision makers. Ma non ci sono decisioni che vengono prese da un popolo. La Merkel non spingerà mai su un'integrazione europea più forte perché non ha una spinta da parte del suo popolo a questa integrazione più forte. Quindi si è creata questa situazione, secondo me irreversibile e di rischio di disintegrazione per certi versi, che è dovuta al fatto che la Merkel viene eletta dai tedeschi che dall'unione monetaria e dall'euro hanno tratto grandi vantaggi. Basta che vi prendete un grafico per vedere quello che succede alle bilance commerciali dei vari paesi assieme all'euro, e sostanzialmente però per reggere queste discrepanze, cioè per reggere il fatto che i tedeschi sostanzialmente oggi sono seduti su 80 miliardi di euro di attivo della loro bilancia commerciale che possono spendere, dovreste avere un meccanismo solidaristico che renda i tedeschi pronti a prendere una buona parte di questi 80 miliardi di euro e investire nella periferia dell'Europa che subisce lo shock della crisi monetaria. Mi dovete spiegare come si fa questa cosa in un momento nel quale le istituzioni... No, ma per questo che sono pessimista, perché vedo... Le soluzioni ci sono, le soluzioni tecniche esistono. Se la Germania si mettesse a investire in alcune cose nell'Europa mediterranea, o se mettessimo insieme il debito in maniera diversa, le cose si potrebbero sistemare. Ma non dobbiamo mai dimenticarci che c'è una società sotto le scelte politiche, e questa società, che è in un momento di grande ripiegamento,
non farà uno scatto in avanti più progressista, più solidaristico, perché vede perdere la sua ricchezza, l'Europa perde la sua posizione relativa verso gli altri ed è un percorso ineluttabile, ed è anche una cosa positiva che ci sia una redistribuzione della ricchezza mondiale. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, ma in una situazione di crisi di questo genere è molto difficile che la gente si apra e sia progressista, e questo glielo dico per una ragione. Io mi occupo di welfare state. I più grandi momenti di redistribuzione del welfare vengono sempre dai grandi momenti di crescita. Noi oggi abbiamo la sfida dell'Europa sarebbe quella di redistribuire in un momento di contrazione praticamente. E questo, guardate, che è molto difficile e spiega secondo me anche parte di quello che è successo con il Brexit. Il Brexit non è semplicemente un odio verso l'immigrato, ma è una reazione di economia politica dell'Inghilterra che cerca di riprendere in mano alcune leve e di cambiare direzione radicalmente. È una scelta fallimentare, io sono convinto che nel lungo periodo sia una scelta fallimentare, ma dobbiamo fare attenzione a pensare, questo è l'errore che è stato fatto in Europa e che è stato fatto dai governanti a grandi livelli, di credere che ci siano delle politiche per sistemare le cose quando non si è mai provato a creare uno spirito solidaristico fra gli abitanti dell'Unione. Pensate all'Italia, cioè siamo italiani, per noi questo dovrebbe essere chiarissimo. Guarda, io sono calabrese, no? Ma noi non siamo riusciti a completare l'Unione italiana per un problema di creazione di solidarietà. E le politiche in Italia esistono anche, sono state anche alcune politiche redistributive sono state anche messe in piazza, ma non sono mai state capaci di sottendere a quel meccanismo. Per quello che io sono oggi molto pessimista rispetto a quello che possa fare il progetto europeo, pur essendo un federalista, pur essendo una persona che ha sempre creduto nell'Unione Europea. Io penso che quando c'è una polarizzazione di questo genere, un distaccamento di questo tipo, basta vedere i discorsi che continua a fare Juncker. Cioè, io non ho i discorsi di rigore, cioè è come se noi fossimo seduti sopra una polveriera e non ci rendessimo conto che la cosa più importante sarebbe ricostruire la fiducia attraverso alcuni meccanismi redistributivi, ma è molto molto difficile farlo. Era molto difficile farlo prima di Maastricht, è molto molto più difficile farla adesso. Non è che voglio fare la Cassandra, ma c'è poco da fare la Cassandra dopo quello che abbiamo visto in questo periodo. E poi permettetemi di aggiungere un'altra cosa e poi chiudo, su quello che si diceva prima sul fatto che non ci aspettassimo Trump. Ecco, ci sono state tantissime inchieste sociologiche che hanno mostrato il livello di polarizzazione che si è raggiunto e come questo impatti nella sfera politica. Il Brexit è stato un po' una sorpresa, la vittoria di Trump non è stata quasi per niente e noi abbiamo un gravissimo problema. Per i media, No, noi abbiamo, i media hanno sbagliato. Noi abbiamo un gravissimo problema con i media, che i media vivono all'interno di una classe sociale che non è stata toccata dalla crisi, cioè l'informazione sul Guardian, l'informazione sul New York Times che supporta Hillary Clinton, è un modello di persone che non guardano fuori, che non si interrogano su quello che succede fuori e si parlano addosso. Quello che è successo con Renzi sul referendum è un altro esempio della totale incapacità che abbiamo in Italia di fare analisi. Tutto il cerchio che stava attorno a Renzi, media e politici, continuavano a ripeterci: no, sei bravo, andrà tutto bene, quando bastava guardare i dati sulla precarietà, su come ha votato la gente negli anni precedenti, per esempio l'elezione del 2013, per capire che se la percentuale dei votanti si alzava e se si alzava il livello dello scontro come Renzi ha fatto, avrebbe perso. Se Renzi avesse fatto condurre la battaglia sul referendum a Gentiloni, faccio un esempio banale adesso, senza mettersi a discutere e creare questo come un conflitto, perché poi è diventato un conflitto su Renzi ma un conflitto di classe, perché se voi andate a guardare le linee del voto è stato un voto di classe quello rispetto al referendum, vi rendete conto di come viviamo, ma non mica solo i giornali sono il problema, anche noi accademici, continuiamo a parlarci addosso e a vivere all'interno di un mondo che non ci permette di capire che c'è della gente fuori che da questo sistema economico continua a perdere e che a questo punto non ha più paura di votare per un'opzione patentemente razzista, xenofoba e di distruzione dell'esistente, perché tanto da quel sistema non ha nessun vantaggio. L'esempio che facevo prima su Parigi è: quindi se noi crediamo che l'Unione Europea si alzi, inizi a investire un po' di soldi qua e là e possa fissare questo problema, secondo me facciamo veramente i conti senza l'osso. Qua siamo di fronte a 20 o 30 anni di forte turbolenza che possiamo solamente affrontare ripartendo dalle basi sociali della crisi, cioè non ci illudiamo. Scusate per il pessimismo. No, ma cioè, sostanzialmente detto che l'Unione Europea è finita, è morta. È morto questo tipo di Unione Europea. Bisogna vedere se ne vorremmo fare un'altra, perché si vota poi pure in Olanda, forse si vota anche in Italia e può darsi che anche questi ultimi due paesi esprimano un orientamento molto simile a Brexit pur senza votando Brexit. Professore? Ce la giochiamo nel 2017, se l'onda del Brexit fa cavalcare il surf
di Wilders in Olanda e della Le Pen in Francia, è spacciato. Entrambi Wilders e la Le Pen hanno detto che vogliono un referendum per uscire dall'Unione Europea, sono due paesi fondatori. Faccio un azzardo sull'Italia. L'Italia viene rimorchio, l'Italia può solo metterci del suo il problema del debito pubblico, che finora è stato tamponato dalla politica monetaria di Draghi. Se aggiungiamo alle turbulenze politiche di Olanda e Francia di nuovo una crisi finanziaria che tocca l'Italia, lì veramente abbiamo veramente armaghito, abbiamo veramente la testa perfetta. C'è una domanda. Vediamo, sentiamo il pubblico, prego. Arrivo. Dove? Anche di qua? Ah, il professore voleva intervenire, ok, sentiamola. Prego, prego. Grazie. Io ho lavorato per molti anni, quasi 17 anni all'estero, nei paesi dell'ex Unione Sovietica, sui diritti umani, tra cui anche la libertà di stampa e la professionalizzazione dei media nel periodo di Putin, quindi è una cosa a me ha molto colpito. Primo che tutti questi sviluppi politici dell'ultimo anno erano molto prevedibili leggendo i social media e molto meno leggendo appunto i mainstream media, come si è detto fino adesso. E quindi però secondo me una riflessione dovrebbero farla appunto seria i mainstream media su che cosa, sugli argomenti di cui parlano e su come ne parlano, nel senso che a parte che c'è l'anomalia italiana che voglio dire ha molto da invidiare al New York Times, Financial Times, Guardian e tutti questi, è una cosa che io non riesco ancora a spiegarmi come dopo tanti anni i media italiani non riescano a essere professionali e a quei livelli. Secondariamente faccio un esempio concreto, un paio di esempi concreti, il tema della migrazione. C'è una minoranza di media italiani o di associazioni, penso ad Articolo 21, che si occupa del tema della migrazione in modo molto serio, ma sono una minoranza. Secondariamente non si parla praticamente mai dell'added value, del valore aggiunto, delle storie positive che portano i migranti, del valore economico che portano i nostri paesi e dell'indispensabilità dei migranti nei nostri paesi. E quindi per me io farei un appello ai media a parlare di questo, secondariamente di politica internazionale. Di recente era un dibattito appunto su questo tema e sui media italiani si parla pochissimo di politica internazionale, dico per ampliare un po' lo sguardo dei lettori e degli elettori. Grazie. Grazie. Ascolterei un'altra domanda che ho visto prima, eccola qui davanti, ce ne sono altre due, le raccogliamo che poi ci avviamo anche verso la conclusione. Vorrei far rispondere il professor Reiner. Siete poi glielo passo il microfono. Siete molto pessimisti. L'Europa è stata fatta anche per ragioni economiche, ma non solo, anzi non principalmente per ragioni economiche. È stata fatta per evitare la guerra tra i paesi che la compongono. C'è una bellissima definizione di Stefan Zweig della Grande Guerra, dice che la Grande Guerra è stata il suicidio dell'Europa e in effetti nel 1914 l'Europa dominava il mondo, gli Stati Uniti si stavano ancora leccando le ferite della loro guerra civile, l'India era una colonia britannica, la Cina era in disfacimento, comandava l'Europa. Oggi sappiamo a che punto siamo arrivati. Ecco, credo che bisognerà tener conto anche di questi argomenti e soprattutto la Gran Bretagna, perché se c'è un paese che ha perso ruolo in questi ultimi 100 anni, questo è principalmente la Gran Bretagna. 100 anni fa una cannoniera di Sua Maestà britannica nei mari di tutto il mondo metteva tutti sull'attenti, oggi non credo che succeda più così. Beh, mi verrebbe da dire per fortuna. Prego.
No, non lei, io? c'è il microfono. Sì. Prima il professor Ferragina parlava... Peraltro, scusi, devo anche dire che la Gran Bretagna ha seminato uno sterminio nella sua politica estera, perché le guerre medio orientali sono ancora frutto della politica coloniale della Gran Bretagna. E anche la Francia. E anche della Francia. I francesi ultimamente ci hanno messo stavamo parlando. La Libia, grazie alla Ora Francia. parlavamo della Gran Bretagna, mi sono fermato lì, ma certo. Prego. Dicevo, parlava della differenza di linguaggio tra la politica europea e la società europea che vuole altre cose, parla un'altra lingua. Tuttavia vi chiedo a tutti voi, ha un senso che sia la società direttamente, cioè in una forma di democrazia diretta come il referendum, che decidere se un paese deve uscire dall'Europa o no? Cioè è stata una cosa sensata, a parte che sappiamo che era una promessa di Cameron, eccetera, eccetera, ma ha valore questo in una democrazia rappresentativa in cui la politica deve prendere decisioni così grandi? È stato uno dei temi. È una buona domanda. Posso aggiungere però prego. A questa domanda, perché è una domanda storica. Cioè è vero che senza i popoli che partecipano in prima persona, come dicevo prima, a questi fenomeni, c'è il disfacimento. Mi chiedo anche però se, in questo sono d'accordo con il signore, se Adenauer, Schuman e quant'altri, De Gasperi, eccetera, avessero alle spalle i propri popoli quando venne fatta l'Europa. Io non credo che li avessero tanti, però li fecero. Facciamo attenzione a una cosa, bisogna distinguere lo strumento del referendum su certi voti dalla creazione dei gruppi secondari. La differenza che c'è fondamentale oggi tra quando c'è stata la costruzione dell'Europa e oggi, e questa è la grande cosa che preoccupa, oggi c'è questa reazione sociale rispetto a questa grande crisi economica che abbiamo vissuto e comunque al cambiamento dell'economia negli ultimi 30 anni. Ma nel passato ci sono stati dei gruppi secondari che hanno canalizzato quel tipo di rabbia. Vi faccio un esempio banale, i sindacati. Ma questo è successo questo è successo nell'Ottocento, cioè non c'è stata politica progressista, non ci sono stati i Labour in Inghilterra senza i sindacati, senza l'organizzazione del lavoro. Oggi noi siamo di fronte a una grandissima sfida, è per quello che io vedo turbolenza dal punto di vista sociale per i prossimi 20 o 30 anni. La rabbia diventa costruzione di nuovo solamente quando viene incanalata da gruppi secondari che mediano la relazione che c'è fra la società e la politica. Questo è una classe, questa è proprio sociologia 1, sociologia classica. Oggi non c'è niente, c'è poco, e l'investimento è stato tutto nelle sovrastrutture politiche, con la mediatizzazione, con la televisione, guardate tutto quello che è successo, e pochissimo investimento sulla canalizzazione di questa rabbia. Se per esempio la sinistra, non vedete tutti questi nuovi progetti che la sinistra vuole fare, se tutta questa gente invece di continuare a interrogarsi su come andare in Parlamento la prossima volta, si interrogasse su come rimettere insieme il precariato, guarda che questa domanda qualcuno a sinistra se l'è posta, se la sono posta in Grecia, se la sono posta in Spagna, e hanno avuto dei successi elettorali che poi ovviamente sono stati bloccati da altre dinamiche. Ma quello che vi voglio dire è che è vero, fare esprimere la gente così liberamente non è che sia per forza la soluzione. Quando io parlo di popolo parlo anche di canalizzazione di questa rabbia, ma oggi viviamo in un momento nel quale è molto facile esprimersi in maniera puntuale, no? In un certo senso l'economia neoliberista e l'individualismo hanno conquistato anche le forme della protesta. Quindi anche la forma della protesta diventa un momento di trovare un capro espiatorio, un'individualizzazione del problema, che può essere il migrante, può essere il disoccupato o può essere il globalist, il cittadino che si muove nel mondo come principale nemico. Ma se i partiti politici non si pongono le grandi famiglie europee non si pongono questo problema, spariranno. Io non sono sicuro che fra 20 anni noi avremo i partiti socialisti che conosciamo oggi. E questo è una cosa che è difficile da affrontare per tutti, proprio perché queste sono delle cose che vivono all'interno della società, che non osserviamo per tanti anni e poi quando esplodono sono molto difficili da riprendere per le corna. Sul fatto di fare il referendum in Inghilterra è stato chiaramente un errore madornale, ma lì l'ha spiegato bene prima. Cameron lì voleva fare un regolamento di conti interni per ridurre la fronda di Boris Johnson e di altri falchi nel partito conservatore. Infatti la soluzione è stata una soluzione di mediazione, se possiamo chiamare la mediazione o moderazione, tra le due ali, tra due ali del partito conservatore che hanno due visioni di società completamente diverse. Theresa May ha una visione di società completamente diversa da quella di Cameron e Osborne. Quindi
fino a quando i grandi partiti non si porranno questo problema di come canalizzare questa rabbia, sarà molto più facile canalizzare questo odio verso l'estrema destra, verso voti estremi. Questo è lampante. Io non ho nessuna soluzione da questo punto di vista, non ce l'ha nessuno. Ottimo, devo far rispondere Rainer. Scusate. Però c'è un'altra domanda, l'ultima la raccogliamo, poi ci avviamo alla conclusione. Veramente 2 parole. Prego. Si è parlato di solidarietà prima, che non esiste. La solidarietà è un problema culturale, è un problema di agito, è un problema di equità. E allora da dove potrebbe arrivare questa solidarietà? Come si potrebbe forse anche insegnare? Sì, sicuramente. Le nostre istituzioni dovrebbero, le istituzioni tutti, non parlo solo di quella della formazione, della scuola, dovrebbero proprio loro essere più equi e da lì magari si arriverà anche a un altro tipo di solidarietà. Va bene? Passo la parola a lei per la risposta. Fermo con le cuffie. I ragazzi, gli studenti mi hanno chiesto di chiederle se possono, visto che lei abita a Londra, pur non essendo londinese, se possono continuare a venire, pur non essendo inglese, ok? È londinese non inglese, diciamo, di importazione. Sono preoccupati gli studenti che nascono con l'idea dell'Erasmus in testa di non poter più venire in Inghilterra se già da ora ci sono delle restrizioni, e chiedono che cosa succede a chi è straniero oggi a Londra e sta lì dopo Brexit, lo mandano via, che cosa gli fanno? Lo cacciano, lo rimandano in Svezia? Che succede? That's a very good question, and it's one that I find myself confronting in my everyday life, which is I'm head of department of European International Studies. We rely a lot on foreign students coming to take our courses, so I should try to say some reassuring words about that. I mean, I think the first thing to be said is that at the moment, Britain is still a member of the European Union, so you have all the rights. What I, as a head of department, is trying to make sure is that our college guarantees that fees and these kind of things will remain in place as long as if someone starts in their first year, it will still apply in the final year. So even if legislation changes, that the college will honor these kind of things. I also think that when it comes to Erasmus exchange and so on and so forth, Switzerland, Norway is part of Erasmus. So let's hope that people will see sense, and we will get to some kind of an agreement where Britain will remain. We certainly are very bullish in my department of setting up new exchanges. I've just set up a couple of new exchanges with Copenhagen and Oslo this year. Would it also be possible to reply to some of the other questions? So about the Schuman Plan and the origins of the European Union, the reason why the Schuman Plan got traction in political circles was that it provided a solution for how to rearm West Germany in the beginning of the Cold War in a way that would reassure the French. So it was a way of binding in coal and steel, the coal and steel industries of the Ruhr, and then that was actually also a way of retooling the coal and steel sectors from military production to supply consumer sectors and so on and so forth. So it was also part of the broader so-called Fordist compromise, the post-war settlement. And then on the basis of that, you could, with reference to real material interest in diplomacy, start to cultivate also a normative ethos about European integration. I'd like to sort of come back to the question which I think we too easily dismissed about possible alternatives. I mean, I agree with you that we have a serious problem of agency in Europe. How do we mobilize for an alternative arrangement? But I nevertheless think it's important to make an analytical distinction between that and actually articulating real political
alternatives. It is in principle fairly straightforward to think about what an alternative growth strategy for Europe would look like. Clearly, the European Monetary Union needs to come together with some kind of fiscal federalism, and that is missing at the moment. You could think about also within existing treaties or ways of mutualizing debt and those kind of things. And it is indeed the case that there is a problem with the agency with Germany and just generally, but I think still it is very, very important to make that distinction. And for me, I think an important question here is, what is possible to do in an evolutionary way within existing arrangements? And I think here we have to be very, very pessimistic about what is possible to do. Maybe we actually need something to come back to some kind of constituent assembly where we reconstitute Europe. But it is extremely difficult to think about what is the agency that will deliver that. Nevertheless, I do think that it is important, and I'm thinking here of a very, 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 very profound Italian political philosopher commenting on another profound Italian intellectual philosopher. And the former one, Machiavelli, said that politics is the art of the possible. And there was another Italian philosopher, a philosopher of praxis, who said, it is true, but you just leave it like that, it's not seeing beyond your nose. So politics is also the art of the impossible. And I think that it is important that we, and certainly for those who are friends of Europe and Europeans, that's why I agree that education is extremely important, education in a broad sense. We do need to think about articulating alternatives, and if we are just sort of focusing on the problem, it becomes self-defeating. Thank you. Grazie. Se il governo italiano fosse furbo, approfitterebbe delle celebrazioni per l'anniversario dei trattati, della firma del Trattato di Roma, che si svolgerà fra poco in Sicilia, per dire quello che ha detto il professore, cioè rilanciamo una nuova Costituente per ridefinire su quali basi? Su quali basi? Quello è il problema. No, se posso intervenire. Sì, prego. Perché dibattito interessante, però io vorrei anche che a livello delle istituzioni europee il dibattito è iniziato, ed è iniziato un dibattito che sarà un dibattito non semplice. La Brexit non è alla fine un moto di sentimenti, cioè la Brexit dovrà produrre degli effetti che sono effetti precisi, perché incide su trattati internazionali, incide sullo status dei paesi. Noi dobbiamo far comprendere ai cittadini europei, questo è il mandato, che l'Europa ha in sé dei valori forti, cioè essere europei non è indifferente dall'aver scelto la Brexit, l'uscita, altrimenti è chiaro che quale sentiment potremmo ai nostri cittadini europei andare a trasmettere? Allora, se non si coglie l'esatta conseguenza della Brexit per i cittadini della Gran Bretagna, non potremo nemmeno immaginare che i nostri cittadini non possano domani mattina ipotizzare che tutto sommato è uguale, per cui l'Italexit, la Francexit, no? È uguale, tanto vabbè, se alla fine il tutto rimane in un motto così di solidarietà comunque, ci sono le regioni inglesi che hanno votato, si pongono dei problemi. L'Irlanda del Nord si pone dei problemi. L'Irlanda del Nord fonda la pacificazione, fonda le proprie opportunità di sviluppo, il popolo irlandese del Nord, che ha votato di fatto per rimanere, sul fatto di essere un popolo europeo. Domani mattina si ritrovano ad essere un angolo in un'isola, l'altra parte di isola è Unione Europea, è l'Irlanda, e loro che tipo di rapporto avranno con questa dimensione nuova che si ritrova? I checkpoint, la cooperazione transfrontaliera. Il Galles, piuttosto che la Scozia, si chiede, ma le misure, la libera circolazione, l'opportunità di poter fruire di Horizon 2020, dei PS, cioè dei piani di sviluppo rurale, l'assistenza all'agricoltura, piuttosto che tutte queste politiche, che effetto avrà? Tant'è che chiedono al governo inglese, che sta negoziando, inizia a negoziare, di salvaguardare questi benefici. Quindi la Brexit non è una cosetta così, nel senso che la Brexit produrrà per la Gran Bretagna, per le comunità locali della Gran Bretagna, degli impatti che non sono impatti di secondo grado,
incideranno fortemente sulle condizioni anche di vita sociale, sulle opportunità. Quindi il tema della libera circolazione, il tema di Erasmus, piuttosto che il tema dei giovani che vanno a godere le opportunità, eccetera, sarà un problema che andrà a posto. Il Parlamento inglese della Gran Bretagna ha votato la Brexit, quindi il tema del referendum, che è vero, se poteva essere ammesso ad un referendum rimanere o meno all'interno dell'Unione Europea, in Italia non sarebbe possibile un referendum che ci fa uscire, perché la nostra Costituzione vieta questo, deve essere una decisione del Parlamento, perché è un trattato internazionale. Lì l'ha fatto, però il Parlamento deve essere votato. Hanno nominato i negoziatori. Il problema esiste a Bruxelles. I dipendenti inglesi dell'Unione Europea che fine faranno? Le condizioni del bilancio quali saranno? Appunto la sede, la possibilità per le aziende che oggi hanno sede a Londra di rimanere ancora a Londra e di operare con l'Unione Europea ci sarà. Se l'Unione Europea ha la forza di fare questo, e deve avere la forza di fare questo, potrà garantire, potrà dare risposta ai tanti che si chiedono a cosa serve l'Unione Europea, perché questa volta abbiamo un esempio. Cosa significa stare dentro e cosa significa stare fuori. Credo che oggi una forza e una capacità di raccontarlo a tutti, questo sicuramente sì, per riprendere un ragionamento con la gente. Fino ad oggi forse si è dato per acquisito e per scontato un po' tutto, no? Anche qui diamo per scontato che Schengen ormai c'è, per cui con la Slovenia andiamo, torniamo, non c'è più il passaporto, non c'è più niente. È un valore per qualcuno? Non lo so. Però se lo rimettiamo diventa sì un valore. L'altro giorno sono passato con la frontiera con l'Austria e hanno ricostruito il gabbiottino della polizia per i problemi dei migranti. Mi pongo un problema: era un valore? È un valore o non è un valore? Dobbiamo, credo, ridare senso a dei valori di fondo che forse si sono un po' È un argomento talmente intelligente e talmente di buon senso che proprio per questa ragione non verrà preso in considerazione, perché in questo momento prevale un'onda isterica ed emozionale che è superiore a qualunque ragionamento politico. E su questo bel messaggio di speranza io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi. Buonasera.